sono le 9. Magari sono le 9. C'è un caffè, magari andiamo e beviamo, sono le 9. Con che no? Già si sono fatte le 9. La sera sei prima di andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno dopo. Vedo là, sì. Non c'è, fa freddo fuori. Hai voglia? Si gela. E me ne sono accorto stanotte. Una casa gelata. Non potevo pigliare calimma. Mi sono messo 2 maglie lana, sciarpe, scialle, e i pedalini lana. Ti ricordi con c'è? I pedalini lana che mi comprasti tu caricista sono di lana pura. Con c'è, ti ricordi? Ti ricordi con c'è? Con c'è te ne sei andata? Sto qua, Luca, sto qua. E rispondi dai segni di vita. E parla che ti sento. I pedalini lana che mi comprasti tu caricista sono di lana pura. Ma quella lana pura con c'è? Che le danno imbrugliata. È tutta una mistificazione. Io tengo i piedi gelati. E poi la lana pura, quando si lava, si restringe. Questi più si lavano, più si allargano, si allungano. Guarda, diventano i bambini. Non c'è un caffè. Sta là, con poco moti, non billa, non billa. Non c'è, fa freddo fuori. Sì, Luca, fa freddo e basta. Questo Natale si è presentato proprio come comanda il Dio, con tutti i sentimenti si è presentato, e lo deve fare, è il mese suo. Mammaro Carmine, con c'è? Ti sei immortalata, ma che schifezze che avevi fatto. Già, mo le faceva ma cioccolata. E un pochettino lasca, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè che in questa tazza non c'è mai stato? Ah, Lucari, ti sei svegliato spiritoso stamattina. Beato te. Ti piglia la colore con c'è? Tu sei una brava donna di casa, sai fare tante cose bene, che sa c'è la pasta e fagiolo, pasta e pisello, la frittata con la cipolla. Tu sei la regina, la frittata con la cipolla. Ma un caffè non è cosa per te, non c'è? E non t'ho pigliato, tu a chi vuoi fare? Ma non lo sai fare, non lo vuoi fare, perché vuoi risparmiare. Col caffè non si risparmia. Questa è pure la qualità scadente. Non c'è che ste vedi e scarra. E non t'ho pigliato. Non mi pigli, vorresti in queste cose. Non c'è, fa freddo fuori. Mamma. Sì, Lucari, fa freddo, capito? Il freddo non l'ho creato io, ma il Padre Eterno. Perciò da rassegna, hai capito? Fa freddo. Ah! Non c'è, ma deve essere una mazzata in capo. Ho solo chiesto fa freddo fuori. Ma come sei diventata aspra? Dicevo sì, già l'hai detto e basta. È Natale, fa freddo, che ma fa? Questo Natale si è presentato... Come comandi Dio! E questo pure l'avete detto. Oh no, pure questo ho detto. Pure questo è ricco. Pure questo ho detto. Non c'è un presente. Sta là, nessuno te lo tocca. Quest'anno faccio il più bel presepe di tutti gli altri anni. Io ma storia allo terzo piano mi hanno incontrato per scalaritto, lo faccio pure io il presepio, facciamo la gara. Faccio fare i maniche a bocca aperta, sì, sta fresca. Io ho fatto i progetti, i disegni. Non c'è una cosa che spogliare. Lucari, io in questo momento mi sono alzata.
se mi date il permesso di vestirmi per andare a fare la spesa, bene. E se no, ecco qua, ci sediamo e ci mettiamo agli ordini del signor Luca Cupillo, che comandate. Non le squagliate ancora, No. E adesso che ti ricetta, domani mattina appena ti svegli, prima di fare il caffè, squaglia la colla, se no non posso lavorare, il presepe non è pronto per domani. Abbiamo capito, andiamo subito a sbagliare la colla, se no stamattina non sa ragione. Stamattina mangiamo il pollo. Ecco quella, andiamo subito a sbagliare la colla. Ti sei E fatta sbagliamo la... la colla. Facciamo oggi, lo Carmine è che fritto. E uno, e due, e tre. La casa gelata e poi si viene i catarri, si viene. E una parola. Non mi ricordo che fritto. Bello. Ma buona. Ma sì. Ma bella. Su che no, mi scende. Scusate. Su che no. No. Che non è uguale. Andiamo bella. Io lo so che fingi di dormire, che stai sveglio. Andiamo a aprire, scusa. Non è coraggio, ma come a me, vedi? Due e tre, apri lo saggio. Però, sono che no, scusa. Non mi devo Carmine con tutte le lenti. Ehi, andiamo a preso, studiamo. Aprite un po' se è possibile. Non ci trovo lungo come chissà che storia sta ancora a letto. Io alla tua età, alle 7:30 del mattino, mi buttavo giù dal letto come un grillo per accompagnare mio padre che andava a lavorare. Lo accompagnavo fino alla porta, ci baciavo la mano, perché allora c'era il rispetto per i genitori, si baciava la mano. Poi me ne tornavo, mi rimettevo a letto e mi facevo un altro paio d'ore di sonno. Sus, hai capito Sus? E meglio che mi stongo zitto, meglio che non lo ronca a Orienza, se no stamattina ci facciamo la croce a prima mattina, ehi? Ah, tu perotta! E questa è la sola cosa che pensi. La zuppa latte, la colazione, lo pranzo, la cena. Sus, la zuppa latte te la vai a prendere in cucina perché non tieni i servitori. Se non me la portate dentro al letto, non mi sono. No, tu di soso, se no ti faccio a cuccare ospitale, capito? Ah, come, di che freddo. Capito? Lamento. Niente Non capito? capisci tu come vai a fare, per esempio, tempo sprecato, denari che se ne vanno. E almeno ne essi pure. Non viene neanche bene, non viene. Se sapessi che non viene bene, come ti fosse la prima volta che lo faccio. Io sono stato il padre dei presepi. La gente veniva da me a chiedere consigli, poi viene lui e dice quello non viene bene. E a me non mi piace. E questo lo dici perché vuoi fare il giovane moderno che non ci piace il presepe. Ma come? Il presepe è una cosa commovente che piace a tutti quanti. No, quello giovane moderno, quello proprio non mi piace. Ma che fa, non mi piace e basta. Ehi, su, ti capite su? Ah, tu pelotta. Alzate, belle mamma. Ti porta la zuppa e la trindolietta, ma mica la coppa bassa a tutti e due. Per la galera lo stai crescendo, per la galera! Quello mo si usa. Sì, è incominciato il telegrafo senza fine. Alzate, belle mamma. Te la vedendo bella. E mamma ti prepara un bello suppone. Niente affatto, o suppone se ne va a prendere in cucina perché non tiene i servitori. Ma che l'hai presa per una serva tua madre? Tua madre è una serva? Tua madre non serve. Ma Scalini si è alzato. Sì, si è alzato quello scocciante di tuo fratello. Con un raffreddore che ha tenuto è stato capace di stare una settimana a letto. Ah, si è alzato? Eh, E sapete se esce? sì, ha detto che si vuole fare una passeggiata per
perché dopo la febbre che ha avuto, ho pigliato un poco d'aria positivo. Ah, e sapete se si veste? Gesù, e chi gli esce a noi? No, voglio dire, sapete se si vuole mettere il cappotto, ecco. Si capisce, un mese di dicembre esce senza cappotto. Ma perché che è stata? No, niente, che da essere. Io dicessi, è meglio che non esce, ma pigliare una ricaduta, no? È permesso, Lucarini? Vedi, grazie È Pasquale, permesso? grazie. Buongiorno, donna Concetta. Pasquale, come ti sei? Non c'è male, un poco meglio, ma un po' debole ancora, ma sto Don meglio. Pasquale, un Sì. pochettino la luce. Scusatemi, ecco qua. Aspetta pure Pasquale, Eh. mi veniva proprio che ti passava Natale in due Fammi sentire un polso, fammi aprire, fammi aprire. Che senti, che senti? Che senti? Che Io senti? punto, non me ne intendo tanto nei polsi, va bene? E vedi la lingua Ah, allora. la lingua sì me ne intendo, è pulita, è pulita. O devi stare a sentire a tuo fratello, Sì. mangia forte, carne al sangue e vino rosso. E ti fai una bella passeggiata a parte la caraccia, l'aria di mare ti fa bene. Così nel frattempo si fa anche una bella pulizia nella tua stanza, È stata chiusa 7 giorni, hai capito? Non c'è una bella pulizia nella Sì, stanza sì, di Pasqualino, ti fai una mano lo guarda la porta. Io proprio questo ho pensato, sai? Arrivo un bangalotto e poi torno, Che Bravo, dice? vai bene, vai Donna Concetta, non ho potuto trovare le scarpe mie. E volete trovare a me? Non le voglio da voi, ma sono stato 7 giorni a letto con la febbre. Ho domandato se voi le avete viste. Ecco Pasquale, ma qua. tu quanto ti vuoi ricastare in metti? E adesso potevo mettere Lucarini sotto lietto. E vedete bene che la stanno. Non c'è niente, donna Concetta mia, non c'è niente. Le mie scarpe sono sparite. Domandatelo poco a Nannillo. Uè, non incominciamo a me! Nannillo, non Nannillo! Io non ero proprio il tipo che mi vendevo le scarpe tue! Sta venuta in scarpa, Pasquale. E come fa? È il ladro matricolato. Non mangia venuto niente, non mangia venuto niente! Non dire bugie. Confesso. Ma cazzo confessato! Non mi piace, per esempio! Non mi piace il presepe, chi le parla a bambere, parla al E ma verimmi in questa casa ogni cosa che succede da pigliare con me, da pigliare! Anima ha cominciato a prima mattina. Ah, tu perotta! una strindone. Te passa per la galera, l'hai cresciuto, per la galera. Donna Concetta, io adesso come esco? Io sono stato 7 giorni a letto con la febbre e quelle si vende le scarpe mie. Oh. Pasquale, mamma carità, dopo Natale trovi una camera ammobiliata e te ne vai. Io non posso tenere gente in casa con questo ladro, non posso assumere responsabilità. Te, gli dai scarpe a me, oi? Dopo Natale te ne compri un altro paio e te ne pago io. Se ne vanno che di 50-60 euro. Sia fatta la volontà di Dio. Ma perché non lo chiudete? Ma perché non mi ha? Ma mettetelo serraglio, questo è un delinquente. Ma che aspettate che va a mettere a fumo la notte? Guardate là, uno si può cagare la febbre e si scende senza scarpe. Perché ti sei venduto le scarpe mie? Perché? Ma che bisogno avevi di vendere le scarpe di Pasquale? Una volta! Poi ho ragione, capitano! Ma come tu devi le scarpe? Hai ragione. Sì, ho ragione! Sentiamo la ragione. Va bene, lo confesso, le scarpe me le sono vendute. E perché te le sei vendute? Perché mi credeva che Dio Pasqualino non ti andava più. Mamma mia, ma voi sentite? Insomma, io aveva morito. Si Pasqualina aveva morire. Va a morire. Non è che va a morire, è che io sono sfortunato, questa è la verità, sono Quello sfortunato. è sfortunato. Quando il medico è venuto a visitarlo, ha parlato chiaro, no? Uè, che resto fatta, parlate chiaro. Ma che mi si nasconde qua, eh? Pasquale non era rettile un bruglione. Sì, un bruglione. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sapeva niente, e che va a fare? Poi mi è venuto pure il cappotto, Lucani, chi ne sa venuto pure un cappotto? Come a poter Pasquale? Un cappotto che non ha, che capo della scozzese. Io voglio scozzese. Chi le dà la pelliccia, Ah, capito? pelliccia, Pasquale. E come faccio? Pasquale, tu non ne dici. Va bene, ho capito. Oggi non esco, ho il cane, ho metto a casa e di qua non mi muovo. Trovi una camera morbiata e batte. Ma trova, ve lo tolgo il disturbo. Guardate là, che si vede la roba mi prima che muore. Aspetta che muore e poi la vinna. Ma con quale autorità? Ma chi è lui che si permette di decidere? Pasquale, tu sei mio fratello. La roba tua spetta a me. Chi se la deve vendere la roba mia? Chi? Mettetevi d'accordo. Misericordia, io mi trovo in mezzo ai cannibali. E tu sei mio fratello, tu sei Caino, questo sei Caino. Ma io non tengo niente, non vi illudete, io non tengo niente. Guardate là che belli parenti, aspettano la morte mia.
quando poi la gente parla, beato voi, state in famiglia con vostro fratello, vi accudiscono, vi vogliono bene. L'avessero a sapere quello che passa in questa casa e quanta pizza che mangeranno un po' la panza la mattina in fila a sera. Va bene? Sei contento? Io odio contrastarmi con mio fratello perché poi si esce all'impossibile. Pascal, tu sei l'eterno scontento. Ah, io sono l'eterno scontento. Già, lo diceva anche la buonanima di nostro padre. Sì, sì. Se la gente dice che tu hai avuto una fortuna a stare in casa con i parenti, mi pare che avrà ragione. Ah sì, hanno ragione. Pascal, parliamo chiaro. E parliamo chiaro, Luca. Tu paghi 5 lire al giorno, questa è la tua grande tenuta, a tazze caffè a mattina, la colazione, pranzo, a cena, mia moglie lava, stira, cuce, ti fa una guida. Ma che un ragazzo ha scherzato? Ha scherzato. Ha scherzato. Ha scherzato, Lucarino. E cazzo fa, Pascal? Cazzo fa? La Cina! Mi volete armare la mano? Scusate tanto. Abbiate pazienza se il ragazzo si è permesso di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. No, scusate voi se ho avuto l'ardire di chiedere dove stavano le scarpe mie. Ma io vi chiedo scusa. No, ma io vi chiedo perdono. Ma io mi inginocchio ai vostri piedi. Ma mi metta così ovrì, che la faccio a terra. Statevi buono, Mascalì, statevi buono, trovatevi una camera ammobiliata e diatevi. Statevi bene, e che belli parenti, il Dio se ne scambia il libero dai parenti, anche i parenti, e che belli parenti che tengo, sì, anche i parenti, e che belli parenti che tengo, anche i parenti, Sì, quando è pesante. Ma chi lava ragione? Su, ti capite, su? Lucarì, o fai pigliare un colpo d'aria. Non c'è perché si ci vogliono i colpi per i puntelli. Susi, che bella mamma, Susi. Vieni in da cucina, che mamma ti prepara un bello suppone. Susi, Oh, sei la mia nemica, la nemica della casa, sei la nemica dei figli. Non capisci, tu sei un bravo ragazzo, i sentimenti sono buoni, io ti voglio bene, ma tieni un caratteraccio selvaggio, ma dico io il giudizio, ma con tutti i cappotti si Pascal un mese dicendo, ma dove siamo arrivati? A scuola non hai voluto studiare, terza elementare e ti hanno cacciato da tutte le scuole in Napoli. Voglio fare il mestiere, ma vuoi fare un mestiere? Svegliati di mattina, vai nei negozi, ci stanno i cartelli, cercasi commesso. Lì si comincia con il commesso e poi puoi fare carriera. E io non sono eterno, i soldi ci vogliono. Ho da già fare pure un vestito nuovo, quindi. Dopo Natale vieni il sarto, porta i campioni e ti faccio un bel vestito di stoffa pesante, perché ormai quello che tiene addosso è partito. E ti compro pure 2 camicie, un vestito e 2 camicie, Poi mi vengono le montagne con la neve sopra, le case piccole per la lontananza. Qua ci metto la lavandina, questa è l'osteria e questa è la grotta dove nasce il bambino Gesù. Ti piace, ti piace, ti piace? No. E beh, certo adesso si è abbozzato, non si può dare un giudizio. Ti compro pure 2 cravatte e per Natale ti regalo 10 lire, così ti esci con gli amici o con i compagni, poi offri pure tu qualche cosa e fai bella figura. Poi ci viene il laghetto con il pescatore e dalla montagna ci faccio scendere la cascata d'acqua, ma ci metto l'acqua vera. Già, l'acqua vera. L'acqua vera! Metto l'enterorismo dietro, apro la chiavetta e scende l'acqua. Ti piace, ti piace, ti piace? No. Il presepe che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'interlogismo da dietro. È questione che vuoi fare il giovane moderno, ti vuoi sentire superiore. Ma come si può dire non mi piace, se quello non è finito ancora? Ma pure quando è finito non mi piace. Ma che fa? Non mi piace e basta. Allora vatti, ne capite vattene. Sì signori, me ne vado. Trovati un lavoro qualunque e poi vieni in questa casa. Cose pazze, che non mi piace, ma da piacere a Sì, ma fare. dalla casa mia te ne Ma vai. per esempio non mi piace. Sì, ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presenti. Sì signori, me ne vado. Oh, ma mangio prima la zuppa rossa e poi me ne vado. Io sapevo. Lucarì, che vuoi mangiare stamattina? Cioè, questa è un'altra tortura mattutina. Io ti dico una cosa e poi tu ne fai un'altra, ma che tu dica a fare? Sai che può fare? Domani è quella santa giornata, mi vengono tutte quelle feste, dobbiamo mangiare assai.
Manteniamoci un poco leggeri, un poco di brodo vegetale, tu lo fai bene. E ci butti 300 grammi di tubetti. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare, abbiamo deciso che te ne devi andare, sono tubetti che non ti riguardano. E senza frutte, domani è questo giorno, e sanno solo quelli che ci vogliono. Dove ti va a spesa? E 5 litri di tu in la sacca, te ti possono servire nel capo il pastore a 2 e mezzo. E tu che cai, che sei spaticato. Ecco fatto. Ultima colazione nella casa paterna. Me ne vado. Mamma, questa volta sono trovato, io ho avuto il coraggio di cacciarmi via dal focolare proprio nel giorno del Santo Natale. Ma so io quello che devo fare. Mi trovo un lavoro, ma qua non ci vengo più. Lendillo, che stai dicendo? Mamma, che sto dicendo? La tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita. Mamma, la tua creatura è sparita. Lendillo! È una croce, è una croce! Rannello, levatallo! Devi dare la 5 lire, mi dà bene la 5 lire, basta, che non ci metti per più in sta casa. Fai conto che è la tua liquidazione. Niente, dai, non voglio vedere più. Concese deve trovare un lavoro e non deve mettere più piedi in questa casa. Sì, ma che sta? Concese, dai, non voglio vedere più. Ma che sta? Non c'è. Ma mi facevi scassare presente. Io non posso essere distratto, io devo stare tranquillo. Non c'è aggia povero presente. Tu pare che si sta facendo la cupola di San Pietro. E vottici lui pastore un coppo come parlato. Andati. Finalmente un po' di tranquillità. Quanto è bella la solitudine. Buongiorno Nino. Buongiorno papà. Si è appiccicato nella tutto con tuo marito, io vedo. Ma come si può? Quello è un uomo che ti adora, ti va bene, non ti fa mancare niente, ti fa fare signore. Ti ha messo l'appartamento, ti ha messo. Un uomo che lavora, tiene centinaia di operai che dipendono da lui, tiene le preoccupazioni, tiene i pensieri. Perché vi siete appiccicato? Perché vi siete appiccicato? Perché vi siete appiccicato? Quindi questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. Questo capisci? E faccio tutti sti capolavori. Tu non si capolavori. Ma insomma, non ha già sapere niente. Ma che devi sapere? Che vuoi sapere? Proprio sai che tu fai. Faccio presente, vi faccio presente. Bravo. Che brutta gente, Gesù. Nemico del proprio sangue, della propria casa. Vi faccio presente. Però se succedono guai, non venite da me, perché se succedono guai, vi faccio presente. Voi che squaglia la cosa, ve la vedete voi le vostre anime dannate. Che brutta gente. Niente. Tra padre e figlio è un altro linguaggio. Che brutta gente, puzzati troppo lì. Nemico del proprio sangue. Che brutta gente. E così, Aggiutate le spalle e me ne so chiuso. tu sei pazza, che non muove il capo. E io non ne posso più. Io un uomo che mi tormenta con la gelosia. Ma cara mia, tu dovresti camminare un poco più dritta. Io ti so mamma, e tu pozzi dici. Ma perché che faccio? Che faccio, Nilo, che faccio? Che faccio? La verità è che sono una stupida, questo sì. Faccio solamente chiacchiere. Devo fare i fatti e io li faccio. Ecco qua. Me ne vado, me ne scappo. Ma non è mio. Perché le stai dicendo? Per il signor Nicola Percoco. Urgente. Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui stasera. Tu sei- Addio. Tu sei pazza!
tu fammi chiacchiere fuori. Dammi stare. No, mamma. Dammi stare. No, mamma. Dammi stare. Stiamo là. È pigliata me. Madonna mia bella. Metteci a mano tu, perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ebbene no, si dice una volta che le ritto, gli occhi non ne vedi più. Che le dai marito. Che ha fatto uno qualunque. Quando non lo voleva bene ci pensava prima. Lei non lo voleva. Voi mi voleste bravo a forza. Ma mo' infatti non c'è più rimedio. E io me ne scappo. E ti venga una cosa in faccia. E chi aspettite? Azzeritemi pure. Ma perché? Perché sono stata così disgraziata? Perché? Disgraziata. Tu hai avuto che la sorta, mamma. No, mamma, io non so più stupido come la scuola. Non potete fare me tutta quella capolita. Mamma, ierva, sono ierva. E non è contrario. Come sono mo stamattina, Cristo? Come sono mo? E scazzo tutte cose. Scazzo tutte cose. Inizia, mamma. Tutte cose. Ti ho sento, padre, ti ho sento. Siete contento, no? Sì, è contento, mamma. Che sta? Che succede? Niente, Lucarino, niente. Niente. Cavare casa vicciola. Come sei? Chi ha scassato presente? È stata tua figlia, pigliatelo questo. Questo, l'ha già pigliato con donna Concetta. Concetta, tu sei la mia nemica, la nemica della casa, la nemica dei figli. Ecco l'educazione che hai dato ai figli e questi sono i risultati. Ma io me ne vado, vi saluto, vi lascio tutti quanti, vado sopra una montagna, vado a fare il romito. Lucarino, segnami buone che ti ricca, perché non ce la faccio più. Con te, con tua figlia, tuo figlio, tuo fratello. Ah, vedi che la finestra? Esce la finestra a me. Bravo, perché io che foto è questa? La nata e mi metto la coppa bassa, perché non ce la faccio più, Lucarino. Non ce la faccio più. Con te, oh figlio, aiutatemi. Mamma! È morta mia moglie! Non c'è che sta, non c'è che sta, non c'è parla, non c'è parla, non c'è parla! Ma no, mamma grazie, ma no! Lasciali pure, sta morendo mia moglie, sta morendo mia moglie! Come stai dicendo? Guarda, ma che è successo? Non c'è parla, fai un discorso, non c'è Non lo capiamo, ragazzi. Avete un po' di accento, La basta sera, basta! subito basta. Ti fa un discorso, non c'è parla, non c'è parla! Un piccannasso, la seta. Lascia, accendi tutte le candele Sì, alla sì, Madonna sì, per sì, Concetta, tutte le candele! Non c'è pigliocchi, non c'è, fai un discorso, parla, non c'è, Pasca astuta, sta parlando, Pasca astuta, sta parlando, Pasca! Ma se posso sapere che è successo? Niente, si fa scali, niente. Pasca, che era una tua madre, non si può sapere niente. Lucarino, figli, mi sei rubato pure il bretello. Come sa da pellare? È ladro assodato, Come non si può fare niente. In qualche giorno che se me ne vado perché con questa incubo in casa io non posso stare, ma ne c'hai per forza, hai capito? Gli dà la cinta, dopo Natale trovi una camera mobile e vattene. Me ne vado. E non posso stare, io metto l'oro di là, come me ne vado, sarò pure a mia coppoliente. Me ne c'hai. Va, Me ne vado. Fatte Natale e poi te ne Me ne vai. vado, me ne vado. Non c'è, tu non mai fa mettere a paura. Non c'è, si vede che paura che mi sono messo. Non c'è, i figli non ne dare. Tanto si sa la riuscita che paura. È inutile che si sacrifica per loro. È come non ne facesse niente. Non c'è, che siamo rimasti tutti e due. Se tu muori, ora pure non c'è. Come ti senti? Meglio, Lucarino, meglio. Lo vedo, avvicinata a modo colore un po'. Sta meglio, papà, sta meglio. Ho visto da poco sei pinata a modo. Papà, hai poi pensato a presente? No, state vicino a mamma, alla piccola. Mamma! Mamma, tu muoverei morta a me. Ma come? Tu vai a scrivere quella lettera. Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Come si sa una cosa che gli dà accetta. Hai capito che dà accetta? Senta mamma,
giurami che strappi quella lettera e fornisci tutte cose. Nino, giura a me. Piano, giura a me. Lo giuro, mamma. Grazie. Nicolì, stava morendo mia moglie. Ma voi che dite? E il rivaviste perso per mano. Mamma, ma che è stato? No, niente, non ci dà niente capo. Mangia poco, mangia come un uccellino. E poi, pure i dispiaceri. È venuto in luce tutta turbata e ho capito che vi siete contrastati. Ma non ho potuto sapere la ragione. Perché vi siete contrastati. Niente. Permesso. Prego. Nicolì, quel concetto non mi dice niente. Mi mantiene all'oscuro e non mi pia dispiacere. Ma lo fa per bene mio la povera donna. Ma tra uomini possiamo parlare. Perché avete litigato? No? Niente? Questa è una società. Ma insomma, avevamo fatto discussione come se fossero due ragazzini. Io sono uomo serio. E io questo dico. Yam, è stato un malinteso. Yam. Facite pace. Ma per me sono pronto, papà, che lei è che non ha capito in nessuna maniera. Facite parte, che stai comprando. Sei tornato. È finita la superbia. Faccio prima Natale e poi me ne vado. E io sapevo. Nicolì, facite pace, domani è quella santa giornata, ve ne venite a mangiare qua. Il concetto ha preparato un pranzo che non ci manca niente. Facete pace, Oh, Nicolina che la mette là fuori. Nicolina, te la mette là fuori. Fatto perdere la capa, chi l'hai fatta perdere? Ma sei proprio un animale. Io pure me ne ero accorto, ma aspettavo il momento giusto per ciò dicere. Ma come così si dice, Nicolini che la petta la fuori. Ma che te la mette là fuori? Sì, ma si chiama il disparte e si dice, senta, lei tiene una pettola da fuori. Fateci pazienza, mamma, Facciateci pazienza Fateci voi. pazienza, papà. Ma Nicolì, facete pace, Nicolì, domani venite qua, l'ho detto già prima, già ti fate un bello pranzo. Io ho ordinato 4 belle aragoste stasera per manna. Luca, mi va a fare un po' di spesa. Ma voi, Cuncia, tu non ti sei sentita bene, ma che devo andare all'altro mondo? Poi scendi. No, non ha fatto, mo manno tutte così per non giovane Romia. Però non esagerare, noi ci vogliamo mantenere leggeri. Un po' di brodo vegetale, quella Ninuccia conosce le verdure adatte che ci vogliono. E poi 300, no che 300, non ci sta pure voglio, 500 grammi di tubetti. Ma che dovete fare con il brodo vegetale? Mo manni una bella gallina. Certo che il brodo di gallina è sostanzioso, ma noi ci vogliamo mantenere leggeri, un poco di brodo vegetale e 500 grammi di tubetti. Ma ha fatto, voi vi dovete sostenere e vi manna una bella gallina. Tu mangi la gallina, ma io faccio un brodo vegetale. Luca, ti l'accompagno in un momento. Va. State un po' buoni, papà. Ciao Ninu, mi raccomando, fa bravo, ti capi? Vabbè, allora vi saluto pure io, Aspetta, Nicolì. Devi avere pazienza, non so perché avete litigato, ma dico su una cosa, devi avere pazienza, perché non c'è così, è rispostare, l'ultima parola da essere sempre la solita, tiene un caratteraccio peggio di un frate, ma io dico, abbi pazienza. ma vi pare, papà? Nicolì, io, quello di Nuccia è la luce dei miei occhi, io devo sapere che quando sarà morto, quando non ci sarò più, vicino a lei ci sta un uomo come te, che gli vuole bene, la fa una guida. Se noi moriranno, Nicolì. Papà, ma io non ci voglio tanto bene. Grazie, Nicolì. Nicolì, grazie, t'aggi passato. Ma che fate, papà? So io che vi bacio la mano a voi. Lasciamo, Nicolì, t'aggi passato. Papà, bacio io la mano a voi. Lasciamo. Papà, fatemi fare. Lasciamo, Nicolì, se ne caro cazzo. Già che ci pazienza, papà, scusate. Allora ci vediamo domani sera, va bene? Guarda che stiamo combinando, mi ha scassato mezza casa. Vabbè, papà, mi facete una nutarella e mi facete sapere quanto è. Ma che si pazzi, era tutta roba vecchia che si doveva buttare. A domani sera. E a domani sera, va, guarda qua. Nicolino! Nicolino! Sì, papà, che sta? E questa deve essere tua, c'è scritto per Nicola per cuoco. Vabbè, l'avrò persa.
Allora ci vediamo domani sera. Domani sei stato Statevi bene, Statevi Facciamo bene. una bella vigilia in grazia di Dio. Guarda Cristo. Sì, sì. Metti da ottobre sei nata con capita sapere, o cielo mi ha castigato con un marito che non ha voluto fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha rovinato una casa e che so più quella di una volta io. E se non fosse stato per me, sapete quante volte sta casa fosse chiusa sotto il gol? Avevo nascere con Fazzone. Oh, avete detto una cosa buona. E che strico con moglie, ma la signora Coppa aveva nascere con Fazzone. Ma guardate là, guardate. Guardate se è possibile che un uomo a quell'età deve fare ancora il presepio. So chiudo per le riscere, né Luca, ma tu sto presepio come fai a fare? Dora fai voi capite? Noi non teniamo bambini, mi sembra una spesa o un perditempo inutile. Sapete che mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Che ne volete sperare? Adesso è sceso, che è andato a comprare certi pastori che si sono rotti. La cugina, lui poteva stare in da pace l'angelo. La figlia vostra si è sistemata bene, è solo che lui guaglione con Masino verranno poche fastidie. Ma posso tutto perché lui guaglione è giovinotto, si capisce. Fa qualche pazzeria, sì signore, d'accordo. Ma è l'età, e l'età tutta è perdonabile. Don Raffaele è mio, guaglio grossi da sta casa è mio solo, è mio marito. Ma c'ho pazienza, ma la figlia vostra fa Natale con voi. E come no? Vedete che più tardi viene lei assieme al marito. Ah, per 100 anni è più solito, donna concetta, dicitemi una cosa. Ma siete rimasta contenta dei capitone? Ah, non è bello, bella assai. La verità a me mi fanno schifo. Ma chi la Lucarete ci piace ne ce la catta, che già fa? Beh, tanti auguri e buon Natale, nonna concetta. Io mi riscendo perché tengo un palazzo sotto, se avete bisogno di me chiamate, Di nuovo tanti auguri e buon Natale, nonna concetta. Mo basta mo, sta storia da fornire, ma mi sono scucciato mo. Che è stato, Don Pascali, che è stato? Che deve essere, donna Concetta mia, che deve essere? È sparita un'altra 5 lire, ma che va a rubarmi? Io devo guadagnare 5 lire, a già cercare una settimana, sempre in un bangalotto. Ma stavolta però lo trovo, Mario. Lo trovo, sapete perché? Perché ho messo una bella crocella in coppa a tutti i soldi. E si trova a 5 lire, che la crocella in coppa. Ma faccia da capo pazzo. Ah, Don Pascali, abbiate pazienza, ma chi volete che sappia questa scelta vostra? Donna Concetta mia, che lei è nella vostra che fa sti serviziella. Noi cominciamo con Nennille, perché Nennille, denaro in da casa, non è cacca. Donna Concetta, ma come quello difendete pure? Quello è un brigante. Ma pare, quello è il figlio di mio fratello, è il nipote mio diretto, è sangue del mio sangue. Secondo voi, o pozzo pure male? È questione da però parecchi voti. La gembucciata che manella rindogi le mie. E vabbè che lo guaglioni ci davano poche spade per pazzare il strumolo. Ma perché scusate, ieri appunto, non ha confessato che si è rubato i scarpe o capote. E che lo fa una combinazione? Ah sì? Voi la chiamate combinazione? Oh, Don Pascali, come volete voi, va bene? No, donna Concetta, come volete voi vi pare? Come volete voi? Dritto, tra! Ho il logo a sto bello mobile. Vieni. Ti stretto un po' con me, poi te ne vai, Buonasera. Guardate. Mamma, qua ci sta Vittorio, l'amico mio. Mi fa tanto piacere. Ui, ti Pasqualino. Buonasera. Buonasera, don Tommasino, buonasera, auguri e buon Natale. Ah, grazie pure a voi. Grazie di che, voi siete il mio nipote prediletto, siete un bravo giovane e avete bisogno di avere tutte le fortune di questo mondo. Perciò ancora auguri e buon Natale. Tu ti ruba da 5 lire la coppa con l'unnetto, non negare. Io, quando mai? Scusa, 5 lire, o ti faccio passare Natale o pronto soccorso. E non faccio pigliare niente, non faccio pigliare. Cose fatte che debba essere offeso davanti agli amici.
Ah, mamma! Ma ricordi che mangi pigliata a 5 litri, ma ricordi Guarda là, che le mamma? mette in mano di testa che la mamma. Voglio bene tu che vai a qua, io stai. Sputa a 5 litri. Oh. Mascali, e mo mi pare che si va a finire. Non state facendo gli anni dell'anno, basta che... Soscia, mamma, soscia. Solo tua madre può credere a queste lacrime di sciacallo. Solo tua madre. Ah. E beh sì, chissà cosa è questo. E notte vengono in da camera tua e ti appenga, capito? Appenga. Guardatela, quello minaccia pure, minaccia. Voglio tu mi portare rispetto, sai? Io sono il fratello di tuo padre, capito? Portami rispetto, se no ti vanno veramente ospitare. E mo che per fatto la rito tutte cose, capito? Io non tengo Scusa, niente, singoli. non tengo niente, che ci spunta? Mascali, venite buoni in da camera vostra. Ho visto, non ha concesso, ho visto, non c'è niente. Ha fatto la camera, spinga la E spinga. sotto lì, avete visto? Sotto lì. Non c'è niente, non c'è niente. Comunque vi voglio fare contenta. Mo vado a prendere e voglio lavorare e la faccio. Sì, sì. No. Però ci andiamo insieme. Ah sì, perché che te crede? Che io si trova a 5 lire, dico che non ha già trovata. Non lo so, Oh. ma io devo stare presente. Sì. E beh, guarda, se si trova a 5 lì, e beh, tu giuro un coppa all'anima santa, mamma, ma... Guarda l'anima santa che la mamma preferisce l'anima santa. Ma perché sono i morti vengono là? Aspetta, te lo giuro, sull'anima viva santa di mia madre, io mi metto in mano un avvocato. Io ti faccio un giuramento sacro, un giuramento che non ho mai fatto in vita mia. Io ti giuro sul direttore del Banco di Napoli che se non trova a 5 lire, che ha Lucella in coppa, ti faccio passare Natale al pronto soccorso. Hai capito? E moverimo io. Muovere. Permetti, mamma, permetti. Donna Concetta, ho fatto proprio male a salire. Voi ve ne dovete andare, perché più tardi viene mia figlia col marito. E noi non ci vogliamo induscare. Ma perché? 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 È un bacito scemo. E badate che il marito sa tutto, Sa tutto. per causa di una lettera che Lucariello gli ha dato senza sapere niente delle sue mani. E sacci solamente che lei che c'è voluto per far appassionata vota a tutte e due. Le mie lacrime, soltanto le mie lacrime. Donna Concetta, io a figlia vostra voglio bene. Oh mamma, e che lui dice in faccia, come se mia figlia fosse zitella e maritata. O volete capisci o no? Ma voi a ci volete guardare? A ci! E ringraziate a Dio che sono sola, perché mio figlio, e chi le guaglione, non capisce niente. Mio marito è come se non lo dovesse, perché se venisse sanato invece questa storia sarebbe finita da un pezzo. Non vi amareggiate. Me ne vado. Però voi non sapete quello che stiamo soffrendo a figlia vostra. Non va bene, marito. Oh, va bene. Non va bene. Oh, va bene, oh, va bene. E siete pregato di andare. O per catingere la vita elettrica. Avete capito? Ya, ascite. Dovevi scendere? No, E perché hai aperto la porta? ma credevo che tu avevi tuzzoliato e già per capo. No, io non ho tuzzoliato. Perché hai aperto la porta? Perché te lo sto dicendo? Pensavo che tu stavi arrivando e ho aperto la porta. Non hai pensato che io stavo arrivando e sto arrivando veramente? Telepatia. Già, Sai che cos'è la telepatia? no. A me me l'hanno spiegato, ma non mi ricordo. Insomma, è quando io non tuzzolio e tu apri la porta. Chi è? È un amico di Tommasino, ma se ne stava andando. Tanti auguri e buon Natale. Aspetta, sono arrivati. Voi siete amico di mio figlio? Lo vedo spesso. Luca Cupiello. Vittorio Elia. Come? Vittorio Elia. Elia. Mi fa piacere che mio figlio tiene amici, diciamo anche signori. Si vede, vestito bene. Io ce lo dico sempre a Tommasino di scegliere le amicizie, perché a volte un cattivo compagno guasta la pianta giovane. È vero. Arrivederci, tanti auguri e buon anno. Aspetta, stiamo parlando, mi pare che volessi cacciare. Ho offerto qualche cosa. No, non ha Un voluto rosone, niente. un caffè. Non ha voluto niente. È un dolce, una pasta reale. No, grazie, è meglio di no. Avete visto il presente? Veramente no. Non ce l'hai fatte per io, vai. Lucari! Lucari, e che faccia? Mettetevi da lontano così avete il colpo d'occhio. E 1, e 2, e 3. Pa! Bello. Molto bello.
E questo lo avete fatto voi da soli? Da solo, sì, anzi, contrastato in famiglia. Bravo, bravo. E quando viene Natale, se non faccio il presepe è come fosse un malaugurio. Abituato che la buonanima di mio padre lo facevo per me e mio fratello, adesso lo faccio per i miei figli. E quest'erba pure l'avete messa voi? Che cosa? L'erba. Revera! L'erba. Sì, io sì, sì. Bravo, bravo. Non c'è mai visto muoversi sfogo. E si capisce. Come si capisce? Solo un piatto un po'. Ma non vi piace? No, come è bello. Non è che vi deve piacere per forza. E poi il presepe non lo faccio solo io. Quando viene Natale si fa in tutte le case di Napoli. Ma non vi piace? No, ma veramente è bello. E questo sono andato a comprare i remaggi perché quando ho aperto lo scatolo dove tengo conservati i pastori, ne è uscito uno con la testa rotta. Ne ho comprate tutte e tre. Sembrava brutto, uno nuovo e due vecchi. Ecco. Gaspare, Melchiorro e Baldassare. Guardate le faccine, guardate le faccine. Bellissimi. E questi pure li avete scelti voi? Sì, io solo, sì. Bravo, bravo. Voi siete amico di mio figlio, vero? Ho capito tutto. Tu c'hai Lucia col marito sopra, no? Non ancora. E l'altra mia figlia maritata. Vengono a passare il Natale con noi. Quando viene Natale, Pasqua, Capodanno, queste feste ricordevoli, noi voglio dire che mia figlia non abita con noi. Ah no? No, quella ha sposato Nicola Percuoco che sta bene, la mitica l'appartamento. Io vero che c'è? Stupendo, stupendo. Quadri, tappeti, argenteria, ogni pezzo di mobile è un'opera d'arte, tappeti buttati per terra. Ed ecco che per mesi e mesi non ci vediamo perché pure io lavoro alle 7 del mattino, mia moglie mi porta il caffè a letto, quando riesce bene, eccolo subito in tipografia. Ah, tipografo. No, uomo di fiducia, ho preso il posto che teneva mio padre, uomo di fiducia. Mi faccio pagamenti, mi affidano qualunque somma e poi tengo le chiavi, capito? Le tengo conservate perché è una responsabilità. Cioè, avrei chiave capito? Lucardi, ma che ci faccio vedere? Sono chiave grosse che le dà tipografia, La sai? tipografia, insomma io la sera chiudo e la mattina apro, così che l'uomo viene a faticare. Ed ecco che per mesi e mesi non ci vediamo, però quando viene Pasqua, Natale, Capodanno, queste feste ricordevoli, noi permesso? Insomma, vengono e mangiamo assieme, ciao, ninna e mangiamo. Ma si è però. Sì, sta dentro col tuo fratello, il quale ha perso 5 lire e dice che se l'ha pigliata nel Nilo nostro. È come fosse una novità, ma i soldi spariscono veramente. Capito? Fatemi la cortesia. Dice se lo vuoi a Tommasino. Quello magari a un amico lo sta a sentire, e alla famiglia no. Però questa volta ci ho fatto un accorgimento, ci ho messo la trappola, ci vengo a Tommasino, lo faccio fa marella, perché ladro no. Come vedi non si è trovato. Io sono innocente. Sei innocente. Ah, in casa rubata. Siete Lucari, figli te sei rubata cingali. Non mio vero non mangio pigliate niente. Un momento, stattati. Aspetta, tu hai torto. Ma come io ho torto? Eh già, perché non puoi accusare senza avere la prova. Tu lo dici a me, io faccio l'indagine e se è stato lui ti do la soddisfazione. Capito? State presente perché lo voglio mortificare davanti agli amici. Vieni a catti, da delinquente, vieni a... Mamma, Mamma prenda la devo essere trattato come un ladro, devo essere trattato. Ti trova a 5 lire, mamma del cagattino. Ecco lì, magari fai il sasì. Fammi. Ma che tieni da sala? Ho strummolo. Ostro, ma che le dà ostro? Avete visto? Non tengo niente. Mamma mia. Già avete visto? Già. Ma
possibile che devi fare queste figure davanti agli amici? No? Ti piace un presepe? Ti piace un presepe? Ti piace? Ti piace? No. Ecco le 5 lire! Ah, io sapevo, Sei ladro matricolato! Ma non mi piace Ti però. dovrei versare 5 lire! Ui, hai con la cosella. E adesso ci ha messo il segno, non puoi negare! Ladro matricolato! Pasqua, a casa sta a stella che ci mettete? Dove? Siccome mi sparivano spesso i soldi, io ci mesi il segno. Sarà stata... Pasqua, ma loro tua roba a me, sta roba a te. Ma aspetta, forse è una combinazione. Pasqua, lascia stare i soldi che il Dio sa. Sai che è successo? Sarà stata che tu ci hai fatta a Stolotel e io ci ho fatta... Ah, posso, ne ho dato voce te via da 5. E adesso non posso dire niente al ragazzo, mi dice capo, zia, roba. E va bene? È Natale, non ne parliamo più. Sì, non lo fare più. Non lo facciamo più. E allora io me ne vado, vi tolgo il fastidio. Che ci avete andato? Sì, quello tiene famiglia, arrivederci, tagliamo. Natale non lo fa. Veramente io sono solo a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Adesso me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. Che state a mangiare con noi? E va, ci stinotto. Non ce la fosse scena. Ma sai che soffro con i reni? Viene la faccia la miseria, o pranzo è pronto, la roba sta. Non Vittorio, al suo pensiero che me ne andate in una trattoria di questa serata, mi mettete la malinconia. Ma è bene, ma se mio fratello vi ha invitato, l'ha fatto con tutto il cuore. Vi prego, restate. Non volevo dare fastidio. Siete amico di mio figlio e non può permettere sì. che fate il Natale da Restate con noi. Questa è mia figlia con il marito, vengono a fare il Natale con noi. Auguri! Portate pastorelle, Nicolino! Poi ci penso io. Lei che qualità. Dietro il vostro divano, Sì. E che qualità che apposta, bello proprio. Ma che siamo arrivati alla doga? Guarda la Pasquale, e il bancolotto come va? E non c'è male. Concetto, zero. E questi sono giorni in cui la povera gente gioca tanto e allora c'è molto da fare. È un bel lavoro. Sono giornate. Sì, giornate. Vabbè, allora ci siamo tutti. Sì. Tutti. A proposito di quelli, c'è anche un amico di mio figlio che c'è la famiglia a Milano. Ho detto di restare a mangiare con noi, ti dispiace? Ma ha fatto, Adesso te lo faccio conoscere. Non mi voglio rappresentare il mio genere. Questo è Vittorio Elia. Ho detto bene? Elia, amico di mio figlio, fa Natale con noi. Questo invece è Nicola Percuoco, commerciante di bottoni, quello che vi ho detto prima. Tiene centinaia di operai, tiene pensieri. Ma che sta? Non ne sapeva niente. E lasso, che mi fai male! Ma che sta? Niente, Lucani, niente. Conce, che è stato? Non è stato niente, Lucani. Conce, ma se può sapere che è stato? Niente. Non è successo niente. Il tuo minunnaggio sapeva niente. Mamma che è stata? Niente, né mia mamma. Non è stato niente. Mamma che è stata? Maronni, che serata! Mannaggia. Avete visto? Da pazzassa. Spero che mi darete una spiegazione. Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non possiedo. Comunque più tardi ci spiegheremo. Sono a vostra disposizione. Questi sono i re maggi. Ma non so, non ce l'avete visto, permettete. Questi sono i re maggi, tutti e tre. Gaspare, Melchiorro e Baldassarre. Ti piace? Mangiano con noi. Dico, ma come stai suonando?
Ma scavato una rosata! Ho detto, dico, di qua stanno che ne mangi calci per me il fiorro e molta storma. Ho detto, mangiano con noi. Ma come sta suonato? Certamente avrà litigato un'altra volta con Ninuccio perché quello la moglie anche ha ragione. Quello va in trattoria, gli piace la pasta, mangia, poi fa la panza. Perciò avete litigato. Questa è la ragione, Te mangiate maccarone. No. Mai come questa volta vedo che c'è un accordo completo. Questo ci fa piacere. Vuol dire che andate d'accordo, che vi volete bene. Non vi faccio sempre questioni con mia moglie e voi destino si sente una fascia palazzo a ruota da porta. Ma poi ci vogliamo bene, ci amiamo. Parlate male concetto di me, ve la fate nemica. C'è l'affetto, l'amore della famiglia. E così ho educato anche mio figlio Tommasino. Ma sto ospitale, mannazza! Ma che mi sono tirato a segna, Oh, sei una mosca che va passando tempo, la mosca, torna la mosca, come si dice? Ne facciamo trovare io, o per esempio non ti piace. E sei sempre qua vicino. Ora lo vedo, e lo fa così, lo fa per dispetto, ma poi è affezionato, ama la famiglia, ama la madre. Quello adesso è giovanotto, non è più un bambino. Eppure quando viene Natale deve scrivere una letterina alla mamma e ci ha fatto la sottopiano. Massimo, vai a sentire la letterina. No, ma che faccio sentire? Quella è una specie di quelle degli altri anni. Ma ci sta quella cosa nuova. No, ma non la voglio. No, Nicolina la cosa di te, aspetti, Nicolina la cosa di te. Te la faccio sentire. Tua madre sta in cucina, non sente. Nicolì, si mi sa paura. Nicolì, te la faccio sentire, ti mettere a paura. Sentite i sentimenti di questo ragazzo. I sentimenti. Ogni anno ci amma sentire sempre la stessa litania. Pascasi, non devo sentire altro, te ne vai in camera tua. Il ragazzo deve avere la soddisfazione di leggere la lettera. Leggi, Tommaso, leggi. Cara madre, Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre, Natale, e questo già l'hai detto. Pasca, la ritta una volta, 10 volte, ma la catena non importa. Tu lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso. Guarda la gamba, guarda la gamba. La vedo. Vai avanti, Tommaso. cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. La camisa, maglia e cazzettine. Lucarino, ma me ne troviate? Mi ha fatto bene, Ma com'è che non mi hanno all'ospedale? Ha fatto mi ha bene. fatto bene. Basta, tu non ne fai passare uno. Te l'ho detto, il ragazzo è nervoso, ha avuto la malattia. Guarda la gamba, guarda la gamba. Pasca, dobbiamo mangiare, i piatti ce li sta a poco. Dai, sta zitto. Va bene. Adesso sai che faccio? Non vi guardo proprio. Fai E bene. per favore, mi girate da parte. Vai avanti, Tommaso, vai avanti. Mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. Questo lo diciamo ogni anno. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni assieme a papà, a Ninucci, a Nicolino e a me. Cara madre, Un momento. cara madre, Un momento. Pasca, No, signore, dobbiamo chiarire una cosa, un momento. Pasca, io ho capito quello che vuoi chiarire. È meglio che andiamo avanti. No, signore, è meglio che chiariamo subito. Senta, perché non mi ha messo pure a me in danno tra la salute? Io non esisto. Pasca, a bozza. Ma caccia bozzare! Ma da mettere pure a me in danno tra la salute. Io sono lo zio. ma di Pasqualino non posso. E perché non puoi? Oh, mamma mia, perché non c'ho lo spazio, lo vedi? Caccia fa! Tu tieni in mano foglie e carte che mi pare una silota, non c'è spazio. Voglio mettermi pure a me in danno tra la salute, se no c'è un dusso camma Natale. Tu a te, bambino, non la conosci, sangue la miseria. Mi fai ricordare del bambino. Voglio,
mettiamo pure a merenda nostra salute, si muove vista forchetta, dai, a pizza in capo. Aspetta, ma tu fai veramente? Faccio veramente. Fai ovvero? Faccio vero! Allora sei scemo! Sto scemo, ma sono scemo. Io non te la volontà di uscire, un uomo di quell'età, pigliato il cazzo, rinaccio aglio. Ma l'hai trovato sulla sua, io non è l'hai trovato su. Pasca, ma fammi sentire una cosa. Ma se chi ti mette pure a tenere la nota della salute, a dove le gambe c'è da? No, E allora? è per principio. Io non ci da supercheria. Oggi capi tutto. Metti 100 anni pure. Ma come faccio? Taggiaritto, metti 100 anni pure a Pascalina, che poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei siete. Miete 100 anni, miete 3 mesi, non mettere proprio niente, non mi passa manca patata. No, leva a me, metti a Is. No signor, leva a me, miete a patata. A me metti 3 mesi di vita. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me e 100 anni anche a zio Pasqualino, però con qualche malattia. Carogna sei! Questa è la proposta. Ma ta proposta, ma tu Pascalino, non ti piglia con. Io lo voglio, te va bene. Noi facciamo bubà, ma ci vogliamo bene. Noi siamo una famiglia unita. Io ogni anno a qualunque sacrificio faccio quando viene Natale per fare un regalo a mia moglie. 2 anni fa ci ho regalato un bel taglio di stoppa pesante, che era un cappotto, e stasera ho preso e la metto per andare a messa. L'anno scorso ci ho spegnorato gli orecchini, l'ho fatto fuori in 2 piatti, che l'ho appena visto. Se guardavo, se baciava, piangevo. Era commovente l'anno scorso. Quest'anno ho pegnorato gli orecchini e ci ha fatto un altro regalo. Lo faccio riaspettare. Ma va a pigliare pure me, poi se l'ha fatto regalo. Ecco qua, Don Vito, quello aveva perso l'ombrello e ce ne ho comprato uno più bello. Vedete questo è tutto rovere, legno di noce. Questa è la stoppa poi, mi ha consigliato un mio amico negoziante, la stoppa è adatta per la pioggia, per il vento, per il sole. Questa è una cosa buona. Nicolì, questa invece è materia tua. Vedi questo? Questo è corno vero. E questo invece è il regalo che ho fatto io, una bella borsetta di vernice nera. Bravo. Guarda se viene mia moglie, mi voglio mettere d'accordo con mio fratello e mio figlio per la sorpresa. Vieni, basta, vieni a casa. Sì. Di dopo mollo c'è stato mazzicato, ma ci deve una partita, stanno senza famiglia. Sì. Sentite, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare i remaggi. Sì. Quando Concetta si mette a tavola, Sì. noi ci presentiamo come i remaggi che portano i regali al bambino Gesù. Io dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da già portata da chi stombrella. Bello. E senti come voglio fare io. Tu scendi Questo lo dico io. Aspetta, fammi fare rima. Tu scendi dalle stelle, oh mia Concetta, e io t'ho già portata sta buzzetta. No, bello, mi piace. Aspettate! Io che dico? Vieni, tu vieni a questa e fai la. Non mi piace qua, Tara. Voglio buttare tutti voi si Pasqualino. Che la mamma sa per non dire soldi. Che te la lettera in 2 piatti, quei fichi secchi, noi non ci viene a pesto pure tu. Questo. Papà, se ne è fuggito, non capito, praticamente che ho sempre tagliato. Oh, mi regherà su cielo. Sì, ma mamma, per là che fai, che devo finire la casa sotto pure.
mamma mia. Mamma Non mia. può capire che non viene giù da casa, che cosa? Dai, fare una mano, non vorrei di fare. Ah, Luca. Aspetta, aspetta. Ah, che panino. Ma fai C'ho no. un buono scatto per. Mamma mia, guarda che era qua, un po' che più a basso te ne andavi all'altro mondo. Non c'è da fare una mano. Di no, ho capito una rossa. Papà, se ne fui io dove sto te grande. Guarda, fai conto con me. Guarda, fai conto con me, ho capito. Quella noi, Salta! quella che È caduta che lei dica. A stanziglia! Amro caro, che stiamo cavolo marato, non caucio marato. Ma che porta ho capito? Bisogna da coppa la finestra a basso. Ma raccogliamo, cos'è niente, mettete a tavola. Pasqualino, volessi lavare un pochino? E vieni con me in stanza, mi tenga la bella presa pure, l'ha già cantata proprio ieri, vieni. E Ma sì, pure di nostra. ma sì, non ce l'avevo in mano. No, pulito su! Ci va a mettere a tavola, quando uno si mette a tavola si deve lavare le mani. Vieni a questo a me. Amro caro, capito? Senza cerimonie, se volete. Nino, mi raccomando, va accompagnato a Vittorio. Amro caro, mi dite macci. Io non volevo rimanere. È stato tuo padre che ha insistito. E se vuoi me ne posso pure andare. Inu, se vuoi io me ne posso pure andare. E adesso sarebbe peggio. Io ho capito perché tu agisci così. Perché tu vuoi far succedere quello che non deve succedere. Hai ragione. La vedi questa lettera? È mia mamma. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei. E perché non sei partito? E beh, quando parla così mi facesse fare cose pazze. Ma insomma, io per te non so più niente. Vitto, e non sacci manchi stesso che sto dicendo. Tu si non vedi! Sì, è buono! Non scendere! Non ti va bene, non ti va bene! Andiamo, mettiamoci a tavola. Grazie. Mettiamoci a tavola, aprite la figlia vostra. Difendo innamorata sola. E lui sapevano tutte cose. Ruffiano! Andiamo, fammi presto, sì! Sì! Devi farci contare. Oh mamma mia. Mamma, che ne sacci? Mamma, muove! Mamma! E quando si muove, mamma? Nicolino! Tu scegli dalle stelle, come la mia sera. Questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti a caffè. Mi ha chiamato vostro marito a coppa la finestra. E che voleva? Non ho capito bene. Perché proprio in quel momento stavo girando la caffettiera, ho detto che adesso scendo. Vabbè. Buona cugina, sul 6 caffè, No, pigliatevi, non succede le caffè, se no come vi sostenete? E pigliate la tazza. Grazie, Raffaele. Che c'è? Pigliatemi un po' di caffè, I se non mi pigliano pochi caffè, ma dormo a letto. No, ascolta, questa era a Don Pasqualino, Il rispetto innanzitutto, Don Pasqualino, pochi caffè.
Caffè, e porto altre 2 tazze. E a 2 pigli che le da cucina 3 ce ne stavano, 2 ne ho portate io, perché solo 2 ne tengo, Vedi dal mio che io ho finito. Sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che volevi? Niente, volevo sapere se resti qua, se sa. Io me la vista scappare. Queste sono le chiavi di casa, ma ci pigliate manco un caffè. Uè, qua, signor Pastore, ci ha bevuto vostra moglie, Grazie, Raffaele. Buono, ottimo. Grazie. Caffè. È finito, ma non vado a fare una macchinetta per cirella a posto per voi, Donna Concetta, Don Luca come passa? E come volete che passi, signor Pastorello? Ieri sera è venuto il dottore, lo guardai e facette una brutta faccia. Ma la notte come l'ho passata? E chi ha dormito? Cercava Nicolino, voleva Nicolino. Ma riconosci? Qualche volta sì e qualche volta no. Ieri sera mi sono avvicinata e l'ha già detto. Lucani so io, Concetta tua. Mi riconosci? Non facci da così. Mi guardai un pochettino e poi mi dicette, tu sei Don Basilio. È rimasto impressionato perché una quindicina di giorni fa siamo andati a San Carlo a vedere i barbieri del Trovatore. Ci regalai certi biglietti. E che lo vero, pare Don Basilio. Perché? No, noi ridevamo perché Alberto non aveva bevuto il caffè. Mamma che decide? Ci vuole immerare un pochettino di pollo a papà, è caldo. E dicesse lassù, che non mo sta riposando un pochettino. Voi che decide, donna Carmela? No, lasciatelo riposare. Quando si sveglia glielo riscaldate un'altra volta. E no. Ma il dottore quando andava venuto? Mamma, già avesse avuto stato. E Tommasino? Tommasino, aiuta a fare il telegramma a Nicolino, muoverite. Non mi trattenete, devo scappare, non mi trattenete. Olga, prima la vista scappare, voglio aspettare che si sveglia Don Luca. Donna Concetta, ma aspetto che si sveglia Don Luca e poi me ne vado, E no. O si contenta, mo? A questo posto qua, non dice. Giurami che fornisce tutte cose e fai pace con tuo marito. Hai visto che hai fatto succedere? E non mo dici di più. Non ci ho deciso di più. Quella poteva mai immaginare che succedeva quello che è successo. Ah, donna Carmela mia, ha tenuto a capa tosta. E siccome a Lucarello non l'ha già fatto sapere mai niente, ho fatto 3 sere fa, è stato come una mazzata in capo. E mo stai non gli più alla chiacca. Ma cercando a Nicolino, vuole a Nicolino. Intanto il terzo telegramma che abbiamo fatto. E Nicolino non si vede. Ma perché? Il marito l'ha lasciata. Immediatamente. Se n'è andato da certi parenti suoi a Roma e ha detto che non la vuole vedere più. Mai più. La casa distrutta! Non mi trattenete, devo scappare, non mi trattenete. Olga, io me ne avessi a scappare. E a chi aspetti? Se te ne devi andare, vattene, sei sempre l'eterno indeciso. Ma pare che ti aveva dice una cosa. Sentiamo che dovevi dire. Mo non mi ricorda. Non si ricorda. Ah, che faccio? Torno a casa per mangiare. Sì, ma ti faccio un po' di pasta a burro, eh? Donna Concetta, io vorrei rimanere, ma devo rappresentare un catalogo ad un cliente. Ma che se non porto che il loro cliente? Olga, ma quello viene da Milano. Che le stai quella maniera, penso milanese. Mamma, oggi ho fatto telegramma. Che stavo lì. Papà come sta? Si sta riposando un pochettino. Non ti fa sentire, mamma. E sta creatura. Avete visto che faccia che ha fatto? Sono 3 notti che sta sveglio vicino al letto del padre. Non andava più che fa. E scalano palazzi e fa 20-30 volte al giorno. A tuttora a farmacia, a tuttora. Figlio mio bello. Core mamma tu. E ti sei venuta che ti sta Non mi trattenete, lo so che mi trattenete, ma non mi trattenete, grazie. Olga, io me ne avessi a scappare. E vattene! Sei scitato? Sì, carino. La tua Anna Nicolino. Sei sempre con Nicolino, spare. Mo viene Nicolino. Adesso arriva. Mamma che decide?
volimmo poi che brode folla, papà. Riscaldalo, che mo si è fatto freddo. Va, mamma, va. Papà, papà, pigliatevi la bevanda. Oh, signore, o dottoretto, ogni ora. E mo è passato. Non è passata ancora. State zitta tu. Io sono il fratello e posso parlare. E mo verimmo. E mo mo verimmo. E mo verimmo. Ma in questo momento va a picciocare. Una cuccia, un dottore. Oh, dottore, Sofia, che bella moronna. Buongiorno, dottore. Come si va? Vi stavamo aspettando con ansia. Caffè, un po' che caffè o tutto. Dottore, un po' di caffè. Grazie, lo prendo con piacere perché stamattina sono uscito di fretta. Caffè, un po' che caffè a Tomasi. Io mo scendo e mo vado a piomba. Beh, ha riposato stanotte. Dottore, ci attenti sveglia a tutti quanti. Qua sta la febbre. Scusate, dottore. Don Lu, come vi sentite? E voi state una bellezza stasera. Così spero di voi. E voi di voi. Non sei Nicolino, cuore mio, è il dottore. Il dottore. Non è Nicolino. Carlo, guarda chi ti è venuto a trovare. Luigi Pastorelli con la moglie. No, Luca, state a signorina Rita. Donna Ma insomma, e ve l'ho detto pure ieri, qui dentro ci sta troppa confusione. No, dottore, solo io ho fatto compagnia a donna Concetta stanotte. I signori sono venuti da poco. Andiamo a cucciare. Forza, forza, sfollate, sfollate. Qui, io vado un attimo giù al bar. Aspettiamo prima una sigaretta. Che ce n'è? Però la vita a cantarsi, sigarette. Olga, lo sai che faccio? Aspetto quello che dice il dottore e poi me ne vado, Olga! 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 Non l'ho capito, Olga! Mamma, ma che dici? Se lo volimmo per il brodo, papà. Dottore, un po' di brodo di pollo. Aspettate, lo voglio visitare prima. Va bene. Scusate, dottore. Donna Cugge, ma come le scarpe dentro al letto? E quello si mette paura che il figlio se le vende. Addirittura. Già, Io mamma ne le scarpe papà. Perché ti mette paura? Tu la roba tu mi figlio. Ah, sì? Poverino. Poverino. Bene, bene, andiamo meglio. Andiamo meglio, dottore. Si fa che la bella maronna. Lucari, andiamo meglio. Che te non parlo. Che là da voto quando stette malato, parlava sempre. Lucari, guarda chi ti è venuto a trovare. Che la bella faccia pasche donna Carmela. Mi avete conosciuto lui? Lucari, racconta a donna Carmela, ho fatto i fagioli. E Cristo fate i fagioli. Guardate come... Me lo volete raccontare pure a me? Racconta. Certo, io ho sempre raccontato i fatti dei fagioli. L'ho fatti tanti anni fa, non c'è. Mi svegliavo la mattina con un po' di febbre, un po' di febbre. Certo dice, dobbiamo chiamare il dottore, e ho un pazzo alla febbre. C'è sta cuccia, questa pazza, non lo so disprecato. Oh, a noi certe cuccette, dobbiamo chiamare il dottore, se no può venire una obbligazione. Il dottore fece la visita e come dice, cos'è? Era una cosa viscerale. È una cosa viscerale, o deve mangiare, e mangia o passa la febbre. E i concetti di quel giorno avevo fatto i fagioli con la pasta, e le fa buoni concetti.
Raddore pasta e fa solo con tutta la casa. Gente non c'è vado. Proprio oggi non mi sento tanto bene. I fagioli la pasta. Io no, i concetti, io no. Ho fatto il brodo. Che ne sa che un brodo a me non mi sono. E allora tutte stagioni pasta e fa solo per la casa che no, quello ha fatto la signora in petto. Oh, io c'è la signora in petto e mi mando un bel piattino. No, un getto, no, tu non devi mangiare. Se mangi ho passato febbre, ieri il dottore se ne accorge e che figura gli fa. Sei un uomo, non sei un bambino. Ma poi quando stanotte parlammo, che io quando mi metto una cosa in casa, sono tremendo, È tremendo. tutti i concetti mi ho preso sonno, io scendetto dietro, andai in cucina, aspettare il tavolino, la zuppera piena di fagioli, perché quando facciamo i fagioli in casa nostra, si fanno per 3 giorni. Per 3 giorni? Così, mi piacciono freddi, scarfati la sera, per colazione, per merenda, aspettare, poi tirai la zuppiera, la bella piena, io è brungo, ho mangiato tutta la pasta e fagioli. Il giorno dopo mi svegliai senza nemmeno un poco di febbre. Ho detto scienziato, hai visto, se mangiavi o passavo la febbre, Beh, io adesso me ne devo andare, ho delle visite importanti da fare. E va bene, dottore. Sentite, dottore, ma come sta papà? Certo la batostola avuta è pure abbastanza pesante, però ho visto casi peggiori che si sono risolti abbastanza bene. Speriamo. Dottore, allora tornate domani? E che venga fatto Pasqualino, solo un miracolo, ma non ce la può fare. Voi che dite? Su, fatevi coraggio e soprattutto fate coraggio alle donne. Comunque, se ci dovessero essere novità, mandatemi a chiamare. Grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata, dottore. Grazie. Arrivederci. Donna Carmela amici, ma non mi sta casa sottengo. Non mi darà una mano a mettere a posto. Come no? Niente di meno, in 3 giorni se ne sono andati 2,5 kg di caffè. E quelli perciò vengono. Ma sta volta sono di chi però è bella, chiara e tunna. Sono una concetta. E voi che fate qua? Non me ne cacciamo. Voi non lo sapete quello che sto soffrendo. Lo so. È tutta colpa mia. Ma credete di nulla si trova sottoterra. Sono 3 giorni che passeggio sotto al palazzo. Adesso è sceso il dottore. Volevo baciare la mano a Don Luca. Donna Concetta, non mi negate questa grazia. Nicolino, e me lo dico, piacere che mi fate, ma tutti dicevano, dico io non viene, la gente è cattiva, la gente, dico io va bene a me, dico io va bene a me, io a dove stai, faccia addosso, Tocca papà. a mamma, giurate davanti a me che non vi lasciate mai più. Giurate. Donna Concetta, sta venendo non Nicolino. Maronna mia. Mamma. Ma Nicolino! Lascia! Nicolino! 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 Non c'è.
Oggetto, hanno fatto male. Oggi fatto male, visto con te. Voi chiederate l'uno per l'altro. Dovete stare sempre in pace. Non vi dovete lasciare mai più. Non fate prendere collera a Concetto, povera donna. Ha sofferto assai, Concetto. Tommasino, Tommasi. Tommasi, Osenie, passa. Tommasi, ti piace il presente? Sì. Oh, ti piace il presente? Significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli e non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più grosso, più importante che io ho avuto dalla natura. Senza mio figlio, forse io, scusate, me ne sarei andato all'altro mondo tanti anni fa e io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio, non ne ho mai parlato, si è presentato da sé. È venuto dalla caretta, dal niente, sotto il cielo delle mie abitudini teatrali, quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare. È stata tutta una vita di sacrificio e di gelo. Così si fa il canto, così lo fa. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni. Me l'ho pagato. Anche stasera che batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato.
chi volesse trovare pace. Ma una pace senza morte. Una mezza tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe la mattina in primavera, e arrivasse fino alla sera, senza dire, inserrata là. Senza sentire più la gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amica che ti viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fa? Senza scendere più a parte che la coscienza e la dignità. Senza leggere un giornale, la notizia impressionante che è un guaio per tutto quanto e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, all'onorario che ha papà. Senza sentire sto cuore che ti parla di Concettina, Rita, Brigida, Nannina, che la sì, che la da noi. Perché insomma si può pace non sentire più niente e a sparare solamente per la morte a te pigliare. Chi volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mesa tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe una mattina in primavera, e arrivasse fino alla sera senza riga, inserrata là. Grazie. Vi salutiamo velocemente, quindi siete parlati, non vogliamo trattenervi ancora di più. Auguri e buon anno nuovo.